Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, le notizie di oggi, martedì 9 luglio. La lavanderia Mille Bolle Blu di strada Madonna Marina del signor Alberto Boscolo continua a essere presa di mira dai vandali. Dopo i danni subiti la settimana scorsa, di cui avevamo già riportato su Chiusa Azzurra, purtroppo anche ieri ha subito un ulteriore danno. Una delle macchinette distributrici di bibite è stata danneggiata. Significativo è il cartello vicino alle macchinette che dice: per piacere non date pugni alle macchinette. Nonostante le macchine siano sotto videosorveglianza, sembra davvero che questa gioventù abbia perso il senso del comportamento civile. In un momento economicamente non facile, dover subire continuamente danni per un valore di 700.000 euro è veramente esasperante. Ancora una nuova denuncia in corso, si confida che queste persone, che sono state riprese dalle videocamere, vengano poi individuate e vengano perseguite per le loro azioni. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Giorni fa, circa una decina, abbiamo pubblicato sul gruppo Avvisi e Segnalazioni un post inoltrato da un partecipante che segnalava la presenza di 2 barche abbandonate, a suo dire, sullo specchio d'acqua antistante il Sagraeto. Entrambe ormai è da una decina di giorni che sono state notate, ma è probabile che la loro presenza sia anche antecedente. Con la prima segnalazione era stata segnalata anche la presenza di un altro battellino abbandonato, legato alle colonne dello storico Palazzo Grassi, con cima talmente corta da strusciare sui gradini immersi in acqua del palazzo. Tra i commenti anche quello dello stesso sindaco Armelao, che affermava di aver segnalato la cosa a SST, responsabile degli ormeggi nel canale, che era in attesa dell'intervento della polizia locale, necessario per poter a loro volta intervenire con la rimozione. Questo il 30 giugno. 5 giorni fa lo stesso utente che aveva segnalato lamentava che i barchini erano ancora là e si stavano strusciando sulla balaustra del Sagraeto, monumento storico, lasciandoci tracce di vernice che sarebbero poi state difficili da togliere. Il cittadino è intervenuto ieri nuovamente sollecitando un intervento che ad ora non si è ancora manifestato. Sabato anche il barchino davanti a Palazzo Grassi continuava a strusciare il fondo sui gradini monumentali. Il cittadino, pur capendo la mole di lavoro in capo alla polizia locale, fa notare che in una decina di giorni non siano stati trovati i minuti necessari per un intervento importante. Aggiungiamo non la semplice rimozione di barche, ma di barche addossate a monumenti storici, mete di turisti, dopo richiesta espressa del sindaco. Ci sono ancora posti liberi da deturpare, ha quindi polemizzato il cittadino, invitando che chi ha rottami da abbandonare al Sagraeto è libero di farlo, o ha invitato il sindaco a intervenire in modo incisivo per risolvere questo problema. La sagra del pesce di Chioggia al Vecchio Cason, piatti cucinati al momento e serviti al tavolo, garantita la freschezza e l'autenticità in un'esperienza unica. Prenota al 320-272-6612 e assicurati un posto nel nostro accogliente e straordinario stand. Ti aspettiamo! Per le giornate che verranno fino al prossimo 12 luglio l'incremento della temperatura e l'alto tasso di umidità nell'aria potranno essere causa di disagio fisico intenso, soprattutto nelle ore centrali della giornata. L'ondata di calore è prevista nella zona costiera a partire da ieri al 12 luglio e nella zona pianeggiante continentale da oggi sempre fino al 12 luglio prossimo. La comunicazione che era stata diffusa precedentemente limitava il disagio fisico per le giornate
giornate di ieri e di oggi, ma gli aggiornamenti provenienti dal centro meteorologico di ARPA estendono le giornate di calore intenso a oltre metà settimana. La popolazione, soprattutto quella più anziana o fragile, faccia quindi attenzione allo stress da calore e al colpo di calore che si possono verificare in queste giornate eccessivamente calde. Lo stress da calore si manifesta con forte sudorazione, un senso di leggero disorientamento, malessere generale, debolezza, nausea, vomito, cefalea, tachicardia e ipotensione, oliguria, confusione e irritabilità. Il colpo di calore è invece rappresentato da un improvviso malessere generale, cui seguono mal di testa, nausea, vomito e sensazione di vertigine, fino ad arrivare a stati d'ansia e stati confusionali. Si può avere perdita di coscienza. In brevissimo la temperatura del corpo può innalzarsi a 40-41 gradi con conseguenze pesantissime per l'organismo. La presenza della mucillagine nell'Alto Adriatico non è una novità, ricorda l'assessore alla pesca della Regione Veneto Cristiano Corazzari, ma un fenomeno ricorrente nei periodi in cui le temperature si fanno più elevate. Al momento a risentirne soprattutto la pesca effettuata con le volanti, la mucillagine non si è ancora depositata sul fondo in maniera massiccia e quindi la pesca coi ramponi non sta subendo risvolti negativi sensibili. La Regione Veneto si è già attivata con le categorie per individuare gli interventi più opportuni a sostegno della pesca locale. Oggi è convocata la consulta per la pesca professionale. Tra gli ordini del giorno figurano anche le probabili ripercussioni che la presenza della mucillagine può avere nelle attività di pesca. Lo stesso tema sarà discusso tra qualche giorno, venerdì, nell'incontro che coinvolgerà il distretto pesca Nord Adriatico tra Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, sono la più buona rispetto agli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza va bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 9 luglio, è la nuova farmacia in via San Marco a Sottomarina, vi saluto e vi ringrazio. Se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove abbiamo già iniziato a prendere le prenotazioni per i testi del prossimo anno scolastico. Vi ricordo inoltre il sito chioggiaazzurra.it, canali Telegram e WhatsApp Azzurra Network News, il canale YouTube Chioggia Azzurra e la nuovissima app Chioggia Azzurra. Ciao a tutti!